Lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio. La Guardia di Finanza di Vicenza, nel celebrare il 248° anniversario della fondazione del Corpo, traccia il bilancio delle attività di un anno in provincia, dove l'applicazione della normativa antimafia ha portato all'accertamento patrimoniale di oltre 50 soggetti e l'esecuzione di quasi 1000 accertamenti a seguito delle verifiche funzionali richieste dai prefetti per il rilascio della certificazione antimafia. Inoltre sono quasi 6 milioni di euro il valore dei beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ultimo periodo. Noi abbiamo concentrato le attività soprattutto nei confronti di quelle posizioni che sono più gravi, evidenziano elementi di maggiore gravità e di rischio. Penso soprattutto a quelle imprese per chiudi, penso alle aziende spesso riconducibili a etnie diverse da quella domestica che aprono partite IVA per pochi mesi, per pochissimi anni e poi spariscono senza versare tasse. Penso a quelli che assumono lavoratori in nero, penso a quelli che compiono gravi atti di violazioni economico-finanziarie. Attraverso di loro si sta mettendo sotto la lente di ingrandimento ogni tentativo da parte del crimine organizzato di infiltrarsi nel tessuto economico sano, e questo è un elemento fondamentale, perché una volta che comunque si introduce in maniera forte poi rischia di essere un morbo che ammalora tutto quanto l'intero sistema economico, e quindi penso che questo sia l'elemento più importante da tenere in considerazione. Altro fronte caldo di attività nell'ultimo anno è il controllo sulle truffe per il Covid, dove sono stati denunciati 40 soggetti che hanno percepito 1.300.000 euro di aiuti statali senza averne diritto e bloccando l'erogazione di altri 450.000 euro. Denunciati 14 soggetti per frode in commercio, contestate 62 sanzioni amministrative e sottoposte a sequestro 120.000 mascherine e dispositivi di protezione individuale.